La discarica GEA è un impianto d'eccellenza nella gestione dei rifiuti e degli impatti sull'ambiente, dedicato allo smaltimento di rifiuti urbani e rifiuti speciali non pericolosi. L'impianto si trova a Sant'Urbano, in provincia di Padova. È stato individuato dalla Regione Veneto come discarica tattica regionale. Il sito è utilizzato dalla Regione per sopperire alle difficoltà nella corretta gestione dei rifiuti del territorio in casi di emergenza, come il fermo impianti degli inceneritori o la carenza temporanea di ricevibilità in altre discariche. L'impianto di smaltimento dei rifiuti è attivo dal 1990 e si estende su una superficie di circa 55 ettari per un volume totale autorizzato di circa 4,8 milioni di metri cubi di rifiuti. Ha un conferimento giornaliero di circa 500-600 tonnellate di rifiuti e una capacità totale annua autorizzata che raggiunge le 156.000 tonnellate. L'impianto è curato anche nel suo inserimento nel territorio con la presenza di una triplice barriera arborea ad alto fusto lungo il perimetro del sito, oltre a siepi e prati che favoriscono la biodiversità e arnie di api, sia come indicatore ambientale che per la produzione di miele. La discarica di Sant'Urbano è stata costruita con i criteri di efficienza consolidata sino dal progetto originario rispetto all'idoneità geologica, idrogeologica e geotecnica. L'impianto è dotato di un sistema di contenimento ad alta impermeabilità con un doppio sistema di sicurezza idraulico che offre ampie garanzie di tutela dell'ambiente. Il sistema di impermeabilizzazione, costituito principalmente da un adeguato spessore di argilla, è implementato da una geomembrana in HDPE e da un diaframma perimetrale verticale, realizzato con bentonite granulare, immorsato su un livello argilloso naturale di fondo, che costituisce una seconda barriera a garanzia di tenuta idraulica. Nel sito è presente l'attività di recupero energetico dal biogas di discarica in energia elettrica con impianti di recupero di nuova generazione. Per ogni metro cubo di biogas estratto si producono in media 1,6 kW di energia elettrica, poi ceduta alla rete elettrica nazionale. La produzione media annua attuale di energia elettrica del sistema di recupero del biogas è di circa 6 milioni di kilowatt, sufficienti a servire ogni anno circa 6.000 cittadini. Con il principio del continuo miglioramento del sito, è stato costruito e avviato un impianto all'avanguardia a livello nazionale per il trattamento del percolato in sito, che applica una delle migliori tecnologie per l'abbattimento dei PFAS, sostanze perfluoroalchiliche. L'efficace gestione in loco del percolato consente un sostanziale miglioramento del presidio per la salvaguardia dell'ambiente. Oltre alla significativa riduzione del traffico, l'impianto con l'abbattimento dei PFAS migliora l'impatto ambientale dell'intero ciclo rifiuti, con parametri allo scarico delle acque molto inferiori ai limiti imposti dalla Regione Veneto. Tutte le matrici ambientali sono monitorate da una ditta terza indipendente, secondo un dettagliato piano di monitoraggio e controllo PMC e dal sistema certificato ISO 14001 e ISO 9001. Grazie ad uno staff di tecnici e progettisti di grande esperienza, la discarica di Sant'Urbano è un vero laboratorio tecnologico e ambientale, punta di eccellenza per tutto il territorio veneto. GEA è una società del gruppo Grintesis, da oltre 30 anni uno dei principali operatori italiani integrati nel settore dei rifiuti e delle bonifiche ambientali.